Un allarme per la situazione idrogeologica attuale causata dal maltempo e dalle piogge che ininterrottamente si sono riversate nel Veneto causando allegamenti, smottamenti e frane è stato lanciato anche da Coldiretti Veneto, allarme che fortunatamente in queste ore sta rientrando. Situazione critica nel Padovano e nel Vicentino, dove l'esondazione dei fiumi ha fatto chiudere i parchi, rimaste chiuse anche alcune scuole. In Valpolicella si sono registrati smottamenti, allarme anche nel Bellunese per il rischio idrogeologico. I campi pronti per la semina, i vigneti dei Colli Euganei sono finiti sotto acqua. Coldiretti ora sta monitorando la situazione del territorio e per il momento non vengono fortunatamente segnalati danni. Questi fenomeni meteorologici sono dovuti al cambiamento climatico e sottolineano l'urgenza di un intervento necessario a difesa dell'agricoltura. Il Consorzio di Bonifica Bacchiglione ieri confermava che il bacino dei Colli Euganei in alcuni comuni era in sofferenza a causa delle forti precipitazioni, provocanti anche alcune esondazioni che hanno reso necessaria la chiusura di alcuni tratti stradali. Per permettere veloci deflussi d'acqua, l'impianto idrovoro di Montegrotto Terme era stato potenziato con l'installazione di pompe di emergenza. In tutto il territorio il personale del consorzio è stato potenziato per monitorare costantemente il livello dei canali ed eventualmente eseguire le manovre idrauliche necessarie per permettere un veloce deflusso d'acqua. Le 1001 notte di Elisa cambia l'esposizione e nell'occasione svuota tutto. Tutti gli articoli esposti, letti, materassi, guanciali e poltrone relax che trovi esposti in negozio, li trovi a prezzi da favola. Le 1001 notte di Elisa, riposi bene e risparmi. Viale Mediterraneo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.